Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, edizione flash delle nostre audio notizie. Autostrada A4 chiusa nel tratto tra la barriera di Monfalcone Est-Lisert e lo svincolo di Re di Puglia a Monfalcone Ovest in direzione Venezia, causa un mezzo pesante finito di traverso lungo la careggiata che ha bloccato entrambe le corsie di marcia. E tra l'altro nell'impatto ha anche divelto una parte dello spartitraffico che devia le due corsie, insomma, dalla corsia a direzione opposta. Il mezzo si trova in questo momento in posizione un po' particolare. Diciamo subito che l'autista è sceso dalla cabina di guida illeso, almeno queste sono le notizie, ma chiaramente è stato portato in ospedale soltanto per accertamenti. Anche il tratto della corsia di sorpasso nella direzione opposta è stata chiusa per permettere la rimozione del mezzo nella massima sicurezza. Il sinistro si è verificato all'altezza del chilometro 508, poco prima dello svincolo di Re di Puglia, arrivando dall'Isert, praticamente all'altezza di Selz, per chi conosce bene il tratto, dove inizia poi il viadotto che supera sia la ferrovia Udine-Trieste sia la strada regionale 305. Chiusa anche l'entrata verso Trieste per chi prende la A4 a Re di Puglia. Non si segnalano, come detto, feriti. Un operatore invece, ha detto la guida di una pala meccanica, è deceduto al seguito di un incidente avvenuto a Ravascletto. L'uomo stava operando e all'improvviso si è ribaltato, restando schiacciato nella cabina e morendo praticamente all'istante per le gravi ferite riportate. Indagano i carabinieri e gli ispettori, scusate, dell'azienda sanitaria. In un contesto di crisi idrica mai vista in precedenza, il presidente Fedriga ha emanato un decreto che vuole richiamare alla responsabilità tutti i cittadini del Friuli Venezia Giulia, da sempre noti per il loro senso civico. L'intenzione non è quella di comminare delle sanzioni, ma al contrario di prevedere delle agevolazioni per favorire la tutela dell'ambiente e rendere meno invasiva possibile qualsiasi nuova situazione di siccità, oltre a quella gravissima che stiamo vivendo. Lo ha detto l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente Fabio Scocimarro, partecipando oggi in videoconferenza al tavolo tecnico per la disciplina degli utilizzi domestici delle acque sotterranee. Un incontro inserito nel piano regionale di tutela delle acque, al quale hanno preso parte dirigenti e tecnici qualificati per verificare lo stato attuale dei pozzi artesiani ed elaborare provvedimenti efficaci per evitare il loro prosciugamento a causa della crisi idrica. E con questa notizia chiudiamo qui questa veloce edizione flash. Ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.